Inizia pausa, carica del gas. Pausa. Eccomi qua. E il nostro cannone crea delle onde sonore. Queste onde sonore hanno un effetto fisico sulla nube. Queste onde sonore creano delle vibrazioni che fanno sì che il peso del chicco e quindi la trazione terrestre abbia la sopravvenienza sulla corrente ascensionale. Praticamente noi con queste, diciamo, sberle di onde sonore facciamo in modo che il chicco cada prima finché è piccolo. Questo è il sistema teorico di funzionamento dei cannoni. Teorico perché? Perché nessuno ha mai potuto andare su una nube per verificare cosa succede. Spengo. Ecco, il cannone è partito. Adesso abbiamo la pausa, iniezione di gas per circa 12 secondi, pausa, scoppio. E mi arriva l'avviso: Sant'Alberto, cannone in funzione, cannone acceso.